Beh, direi che al di là delle biomasse, delle piazzole per il deposito delle biomasse, questa legge secondo me è una legge storica, perché va a mettere mano ad un annoso problema che è quello dell'abbandono della montagna e della campagna. Abbandono della montagna e della campagna significa essenzialmente rimboschimento selvaggio, significa problemi del dissesto idrogeologico, significa essenzialmente anche erosione superficiale. Noi con questo progetto di legge, che è targato bellunese, insomma, alla fine vogliamo bloccare il bosco che avanza, ma non bloccare e limitare il vero bosco, quello fatto di grossi tronchi, proprio bloccare quella flora, diciamo, quegli alberi che sono colonizzatori del terreno e che alla fine costituiscono un problema dal punto di vista proprio anche ambientale. Pensate che per tagliare 3 aceri, senza questa legge, prima accadeva che dovevi rimpiazzare quei 3 aceri con altri 3 alberi da un'altra parte, quindi pensate che disastro avveniva ogni volta che si faceva pulizia di un prato. Ora si può fare pulizia di un prato con dentro degli alberi e nessuno ti sanziona e nessuno ti blocca.